La piccola bara bianca di Andrea Restiglian è stata accompagnata oggi nella chiesa parrocchiale di Custozza dai suoi genitori e dalle tre sorelle più grandi, ancora attonite dal grande dolore per l'improvvisa scomparsa del piccolo maschietto di casa all'età di soli 2 anni. Un arresto cardiocircolatorio sulla cui causa non è ancora stata fatta ufficialmente chiarezza. Una famiglia che abita in via Crosara, molto conosciuta a Longare. La comunità oggi si è stretta attorno ai genitori e ai figli per far sentire il suo abbraccio. Martina e Marco, guardate oltre questo muro. Dio ha sbarrato la vostra strada, ha creato uno stop nella famiglia, nella vostra famiglia, e vi chiede un ulteriore sforzo evolutivo. Attraverso Andrea è il filo, un filo d'argento che vi condurrà a Dio. Prendetevi per mano tutti e cinque, adesso. Ricostruite la vostra famiglia in un modo nuovo. Un nido caldo di pace e amore per le vostre figlie. Tanti fiori bianchi deposti anche sull'automobilina giocattolo, la preferita di Andrea, parcheggiata sul sagrato della chiesa accanto al carro funebre. Un segno, il ricordo di un'anima volata in cielo troppo presto. Questa vita